parla di quello che è l'apparenza, quello che siamo abituati a vedere, ma che cosa c'è dietro l'apparenza? Che cosa c'è oltre quello che vediamo? Là, ai confini di ciò che ogni giorno osserviamo, oltre il velo dell'apparenza, che ci fa classificare cose e persone, si può vedere l'essenza di ciò che siamo e ci circonda. Un semplice albero, cresciuto tra le nebbie di una realtà ormai troppo fredda. Questo sono io. Le mie gambe, come radici profonde, si nutrono della terra, che madre antica mi protegge guidando i miei passi. Il mio cuore è la sede del mio spirito, che sorregge il mio tronco. La mia mente è la casa della conoscenza, e con alte fronde si eleva e dirama. Nulla può l'inverno con il suo bianco manto, e nulla teme la mia anima quando il temporale infuria con la sua voce imperiosa. Stanco, smetterà di urlare, perché la mia corteccia non si sarà solo piegata, non si può spezzare. Chi è nato libero. I frutti che in primavera accoglieranno dai miei rami saranno parole che delineeranno il cammino per risvegliare e far vedere che oltre l'apparenza c'è un mondo che vibra intorno e in noi. La conoscenza. Uomo, sai qual è la vera conoscenza? Non deriva dai libri letti o dagli insegnamenti ricevuti. È il modo arcaico in cui sali quelle scale che la vita ti pone. Il modo in cui rispondi inconsciamente alle domande che non conosci, perché nelle domande c'è il vero insegnamento. Dal dubbio nasce sempre la ricerca. L'energia e la conoscenza sono già sotto la tua pelle, sono il sangue che non smetterà mai di scorrere, quella vita che nel tempo tornerà a nascere portando in sé il sapere di molte ere. Pensa, uomo, potremmo attingere a quelle memorie sopite in ogni momento, se non avessimo limiti mentali inflitti dalla società. Siamo nati liberi, ricorda, ma è così facile corrompere l'animo umano con illusioni e paure. È più facile dominare schiavi che si credono liberi che essere realmente liberi e sicuri. Ma quei pochi sanno che gli eventi si susseguono come le stagioni, come la vita e la morte. Non ci sono mai né vincitori né vinti, solo lezioni più o meno dure dalle quali possiamo apprendere, custodire, insegnare quello che è il mistero più semplice, che è in ogni cosa e che è ogni cosa.